Allora amici, il mio più cordiale buongiorno, eccoci di nuovo insieme come ogni mattina per l'oroscopo del giorno. Andiamo avanti con l'oroscopo di questa mattinata che è venerdì 10 aprile 2020, segno per segno per quanto riguarda l'oroscopo. Ariete, amore. Tutte le storie nate negli ultimi tempi potrebbero avere lunga durata, ma se insorge il terzo incomodo, i sentimenti potrebbero venire a meno. I single saranno animati da una buona forza, anche una buona ricettività, che generi in loro entusiasmo e positività. Quindi è il vostro giorno. Lavoro. Siete molto presi da impegni importanti che comportano molto stress, ma in compenso potrebbe ottenere grandi vantaggi. Il segno del Toro. Amore. La luna vi invita ad approfittare dell'atmosfera astrale favorevole per fare progetti di coppia. Serata tranquilla col partner, in arrivo opportunità vantaggiose per i cuori solitari che hanno atteso tanto per trovare l'amore. Lavoro. Oggi lavoro e affari non sono in clima ai vostri pensieri, ma tuttavia ci sono delle cose da concludere che non possono attendere. Gemelli. La stanchezza fisica potrebbe portare qualche malessere passeggero. Il consiglio delle stelle è quello di rilassarvi con la persona amata e godervi qualche giornata di tranquillità. Momento ideale per chi è solo e vuole dedicarsi alle proprie passioni. Lavoro. In questa giornata non vi mancherà il supporto delle stelle. Potrete avere buone occasioni se dovrete mettervi in gioco nel lavoro. Il segno del Cancro. Amore. Avete grandi idee per quanto riguarda i progetti personali, quindi non lasciatevi condizionare dai parenti contrari. Fidatevi solo del consiglio del partner e godetevi questa bella giornata. I single dovranno dare spazio a chi vuole fare parte della loro vita. Lavoro. La sfera professionale subirà un rallentamento, ma non è colpa vostra. Presto tutto tornerà nella normalità. Il segno del Leone. Amore, giornata positiva anche se dovreste stabilire delle priorità. In questa fase dovete mettere in chiaro alcune vicende riguardanti l'amore che non sono state bloccate nelle ultime settimane. I single potranno vivere con qualche tensione la mattinata, il pomeriggio invece potrebbe andare molto meglio. Lavoro, gli impegni oggi saranno tanti e dovrete mandare in archivio le cose meno importanti. Il segno della Vergine. Oggi si prevedono momenti eccitanti per tutti, in particolare per chi ha un amore su cui contare. Dedicate più tempo agli affetti, un colpo di fulmine è più che probabile per i single, sarete coinvolti in una nuova avventura amorosa. Lavoro, la scalata al successo richiede fatica e qualche rinuncia. Vi conviene cercare un equilibrio.
E andiamo con il segno della bilancia. Amore. La presenza di Marte nel segno aumenta lo slancio passionale, ma una Venere dissociante rende molto di voi scontenti del rapporto amoroso. Aumenta la voglia di trasgressione, irrequietezza e ansia agiteranno i single, che saranno alla ricerca di nuovi stimoli. Lavoro, la vostra grinta e il vostro fiuto vi permetteranno di continuare col cammino passionale, ma fate attenzione agli invidiosi, quelli lì non mancano mai. Scorpione, amore, evitate di trasformare in un dramma un semplice litigio con la persona amata e siate più elastici, non rovinate una giornata che potrebbe essere davvero splendida. I single saranno frizzanti e pieni di fascino. In serata nuovi incontri. Lavoro, oggi potreste avere delle riflessioni sulla vostra situazione lavorativa e trarre delle conclusioni concrete. Sagittario. La giornata si apre in modo un po' particolare. Alcune incertezze in amore non sono ancora risolte, ma tuttavia la fiducia nel partner vi fa ben sperare. I single potranno fare nuovi incontri e decidere se impegnarsi o meno. Lavoro, una delusione sul lavoro vi ha sconfortati, meglio stare con piedi per terra almeno per il momento. E andiamo con il segno del Capricorno. Amore, l'amore è alto e vi regala momenti intensi con la dolce metà. La gioia di vivere è in armonia con la persona amata è la vostra massima aspirazione. Sono in arrivo buone notizie per i single che ancora non hanno avuto l'occasione di conoscere l'anima gemella. Il lavoro, la luna transita nel segno e vi incoraggia ad avere successo. Troverete nuove collaborazioni con persone speciali appena conosciute. Andiamo con il segno dell'Acquario. Allora, Acquario in amore, oggi la luna dissonante non sarà in grado di bloccare i vostri programmi, ma potrebbe rendersi intollerante. Attenzione alle discussioni in famiglia e con il partner. I single potranno vivere nuove avventure, ma rischiano di svolgere i loro piani. Sul lavoro, i progetti in corso potranno proseguire, ma solo se siete tenaci riuscirete a conquistare i traguardi prefissati. Il segno dei pesci, qualche piccola tensione nella sfera privata può compromettere la vostra relazione. Godetevi al momento le festività e rimandate a dopo le decisioni importanti. Se siete single, tenetevi pronti per vivere una giornata piacevole. Lavoro, state impegnando tutte le energie per trovare una soluzione ad un problema di lavoro. E così era l'oroscopo del giorno venerdì 10 aprile 2020. Anche quest'oggi vi raccomando di stare ancora chiusi in casa, siamo pazienziosi, solo così potremmo uscirne vivi da questo coronavirus.
Perciò io vi dico di fare attenzione e riguardarsi, ok? Allora, se questo video vi è piaciuto, metti un link, o meglio, iscriviti al canale, attivi la campanella delle notifiche in modo tale che nel prossimo video caricato ti arriverà la notifica. Non dimenticare di condividere questo video su Facebook con i tuoi amici, in modo tale è l'unico modo per potermi ringraziare, per potermi invogliare di fare altri video come stiamo facendo ogni mattina. A tutti quanti voi io vi auguro una felice giornata, come io dico sempre, e che le stelle siano sempre con voi. Ciao e a risentirci domani mattina. Ciao a tutti.